appuntamento con la rassegna stampa di venerdì 15 maggio. Prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura è su Kabul, attacco agli stranieri, il comando ha perlustrato ogni stanza di un residence per 5 ore, 14 vittime. Un italiano, Alessandro Abati, professionista specializzato nel trovare finanziamenti per grandi opere, ucciso con la compagna kazaka. I talebani rivendicano l'azione. Caccia allo straniero in Afghanistan, scrive il Corriere della Sera. L'altra questione invece ha a che fare con i due provvedimenti, la legge anticorruzione e il disegno di legge sulla prescrizione. I tempi della prescrizione saranno ridotti, trovato l'accordo nella maggioranza tra PD e Alfaniani. Mentre il Presidente della Repubblica Mattarella a Torino, al Salone del Libro, parla della corruzione come di una concezione rapinatoria della vita. La Commissione antimafia, invece, presieduta da Rosy Bindi, ha avviato un'inchiesta sui candidati alle regionali. I risultati saranno noti prima del voto per poter indicare i cosiddetti impresentabili. E a proposito di regionali, il sondaggio di Nando Pagnoncelli, Emiliano e Zaia dominano rispettivamente in Puglia e Veneto. Le indicazioni dei sondaggi sono nette in queste due regioni. L'ex sindaco PD di Bari ed ex magistrato è attorno al 50%, il governatore veneto tra 42 e 45, con la PD Moretti poco sopra il 30%. Nel centrodestra pugliese diviso, Poli Bortone batte Schittulli. Emiliano domina sui due centrodestra, in Veneto Zaia tiene a distanza Alessandra Moretti e Tosi non ostacolerebbe il bis del governatore Zaia. All'ex sindaco di Bari un consenso su due in Puglia. Il sindaco di Verona, Tosi, è stimato intorno al 10%, rischia il quarto posto dietro i 5 Stelle. Per il presidente della regione, giudizi positivi dal 63% dei veneti per Zaia. Sulla candidata del PD, Zaia ha un margine di vantaggio di circa 10 punti. In Puglia, Poli Bortone davanti a Schittulli nel derby tra i fedeli di Berlusconi e quelli di Fitto. Sempre poi dalla prima pagina del Corriere della Sera, l'amministratore delegato di Terna, Matteo Del Fante, e lo staff di Palazzo Chigi che si occupa della banda larga si sono incontrati il 4 maggio. La società Terna, operatore di trasmissione di energia elettrica, potrebbe contribuire a portare internet veloce alle case degli italiani. Infine, a fondo pagina, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che vietava la diagnosi pre-impianto sugli embrioni di coppie fertili, ma portatrici di malattie genetiche. Tra i frutti del concepimento ottenuti in provetta saranno impiantati soltanto quelli sani. Intanto l'Eurostat certifica che l'Italia è il paese dell'Unione Europea con il tasso più elevato di donne che fanno il primo figlio dopo i 40 anni. E ancora dal Corriere in prima pagina, il garante degli scioperi si rivolge ai sindacati della scuola annunciando la precettazione in caso di blocco degli scrutini. I professori invitano intanto i parlamentari a protestare oggi contro la riforma. Ci sarà anche parte del PD. Per concludere, non si può sempre parlare di dare soldi a queste 4 lesbiche. La frase, riferita alle calciatrici donne, l'avrebbe detta in un'assemblea Felice Belloli, successore di Carlo Tavecchio come presidente della Lega Calcio Dilettanti. Questi temi di prima pagina del Corriere della Sera. Da segnalare ancora il piano Marshall alla cinese per contrastare gli Stati Uniti, l'articolo di Jan Bremmer sulla strategia della Cina, di Pechino. Non in ambito militare, ma in quello economico, la Cina sta lanciando la sua sfida agli Stati Uniti, puntando alla leadership globale, piano Marshall alla cinese per contrastare gli Stati Uniti. L'articolo di fondo, invece, di Gian Antonio Stella, torna sulle liste regionali e la questione morale in periferia. Mancano solo Jenny Acarogna e Gigino O'Drink, dicono i nemici di Vincenzo De Luca, guardando le liste elettorali messe insieme dal mai rottamato sindaco di Salerno che corre per la presidenza della Campania. Un elenco sempre più lungo di figure più o meno impresentabili. Dal fascista nostalgico che andava in pellegrinaggio sulla tomba del duce e bollò 3 gay, questi mi fanno schifo, ai riciclati dalla lunga carriera vissuta all'ombra di Nicola Cosentino, dalle mogli di potentissimi padroni delle tessere forzisti, in perenne transumanza da un partito all'altro, fino a personaggi ai confini tra mala politica e mala vita.
Presenze che via via che si avvicinano le elezioni alimentano a sinistra un imbarazzo crescente, al punto da spingere una giornalista nemica della camorra e in questa veste eletta in Parlamento dal PD, Rosaria Capacchione, la quale solo 2 anni fa aveva detto all'Unità nel PD non ci sarà mai un caso Cosentino, a riconoscere che su certi temi abbiamo abbassato un po' la guardia. Troppo facile dire aspetto la procura, non si può lasciare il giudizio politico sui candidati soltanto alla magistratura. Roberto Saviano è andato più in là. Nel Partito Democratico e nelle liste, ha detto, c'è tutto il sistema di Gomorra, indipendentemente se ci sono o meno le volontà dei boss. Il PD nel sud Italia non ha avuto alcuna intenzione di interrompere una tradizione consolidata, ha detto ancora Saviano, e lo riporta Gian Antonio Stella in prima pagina sul Corriere della Sera. Vincenzo De Luca, che non ama le critiche e in uno sketch televisivo invitava a lasciare i giornali in edicola per comprare una zeppola, una frolla, una riccia o una sfogliata, ha risposto che lo scrittore ha detto un'altra enorme sciocchezza. Non accetto lezioni sul versante della lotta alla camorra. Sarà, commenta Stella, ma certo non può essere liquidata con una battuta il tema che sta squarciando la sinistra e non solo, al punto che ieri Rosy Bindi ha fatto sapere che prima del voto esaminerà i nomi dei candidati nelle liste regionali, farà sapere quali sono gli impresentabili, cioè quelli in qualche modo legati al voto di scambio. Un avvertimento che non riguarda solo il PD, vista la presenza di altri nomi discussi anche in altri partiti, regioni e elezioni, ma che dati i rapporti sempre più tesi dentro il PD pare l'avvisaglia di un altro scontro interno, tanto più che lo stesso candidato democratico campano è un'anatra zoppa a causa della condanna in primo grado per abuso d'ufficio. La legge Severino è lì, una tagliola, e il tema minaccia di essere cavalcato anche dal sindacato deciso ad avere la pelle di Renzi per non rischiare di cedere la propria. Ci sono candidati che mi imbarazzano e che non voterei neanche se costretto, ha riconosciuto l'altro giorno Renzi, premier e segretario PD, scaricando la colpa sugli alleati del suo aspirante governatore e rivendicando comunque che le liste del PD sono pulite. Peraltro De Luca è già condannato, il candidato numero 1. Non ne sapevo niente, avrebbe confidato De Luca. Una lista l'hanno presentata alle 2 di notte del 1 maggio. Il tema è: com'è possibile che dopo tante accuse, denunce, inchieste e condanne che parevano aver messo a nudo mestieranti della partitocrazia, dopo tante promesse e assicurazioni di rottamatori più o meno sinceri, dopo tante campagne condotte all'insegna di una svolta virtuosa, un po' tutti i partiti, con l'eccezione scontata del Movimento 5 Stelle, peraltro in Liguria a Imperia non è così come vedremo, comunque siano alle prese tutti questi partiti con cacicchi locali che anno dopo anno si sono arroccati come in un piccolo feudo, come se nulla fosse successo. E non vale solo per i baroni del voto clientelare in rapporto con i baroni della mala, men che meno vale solo per la Campania. Comunque le guardi dalle Marche, dove 1/10 dei candidati è indagato per peculato e spese pazze, fino alla Liguria, dove sono sotto inchiesta per reati vari esponenti dell'uno e dell'altro schieramento, le liste lasciano perlomeno perplessi. I dubbi sui carichi penali di certi figuri che davvero non possono essere affidati solo ai giudici sono però solo un pezzo del problema. Al di là dei destini giudiziari personali, conclude Stella, la domanda fastidiosa è: ma davvero ogni prezzo può essere pagato pur di vincere? Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. In primo piano ci sono anche i fatti di Afghanistan. Caccia agli stranieri stanza per stanza. A Kabul in azione un piccolo comando, non sprecavano i proiettili. Tra le 14 vittime un bergamasco e la compagna. La polizia libera 44 persone. Consulente in prima linea dal governo Prodi all'ultima telefonata a papà, la figura di Sandro Abati, 47 anni, originario di Alzano Lombardo nel Bergamasco. Con lui ha perso la vita la fidanzata 27enne kazaka. Le nozze erano previste a luglio. L'altro tema messo in primo piano dal Corriere è quello della prescrizione, un accordo per ridurre i tempi, il rischio di processi troppo lunghi e l'intervento sui tempi per gli illeciti contro la pubblica amministrazione, il compromesso fra PD e Alfaniani e la trattativa col centrodestra sui reati dei colletti bianchi. Le difficoltà in tema di giustizia, l'iter della legge anticorruzione analizzato da Giovanni Bianconi.
Sulla corruzione c'è stato l'allarme di Mattarella, il Presidente della Repubblica. È una concezione rapinatoria della vita, ha detto il Presidente a Torino al Salone del Libro. Politica senza senso se non orientata alla giustizia. Tanta corruzione fa indignare, ha detto il Capo dello Stato. Sempre dal primo piano poi del Corriere della Sera, le tensioni di Napoli, il viaggio di Renzi, domani il Premier in città a Napoli, timori per le proteste. Renzi state a casa, gli dicono in dialetto, e dandogli del tu gli attivisti dei comitati di lotta. Se deve venire a Napoli per una nuova visita mordi e fuggi, è meglio che ci risparmi un'altra giornata di tensioni e di disagi, gli fa sapere il segretario napoletano della CGIL. Sui candidati impresentabili, come abbiamo detto, il vaglio dell'antimafia è un'iniziativa di Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia. I risultati sui candidati impresentabili alle regionali saranno resi noti prima del voto, prima del 31 di maggio. Mentre Berlusconi dice Fitto chi? Nel ring della Puglia è scontro fra Berlusconi e l'ex ministro ribelle. Se vuole un nuovo partito, agisca come crede, ha detto Berlusconi. La replica di Fitto, glielo ricorderò io chi sono. E sempre dal Corriere della Sera, arabi, cinesi e fondi di investimento, nel 2014 l'Italia ha attirato 20 miliardi. Intanto sale ancora il debito pubblico a quota 2.184,5 miliardi e oggi è atteso il giudizio, il rating di Standard & Poor's. Particolarmente attrattivi l'immobiliare, l'alberghiero, la moda, l'alimentare e l'artigianato. Quali sono state alcune delle principali operazioni di investimenti esteri in Italia? Il 49% di Alitalia nelle mani di Etihad, in Eni il 2,1% della Bank of China, in Telecom Italia pure, e così i Prysmian Pirelli, la quota di Bank of China è del 2%, la quota di State Grid cinese nella Cassa Depositi e Prestiti Reti, energia elettrica e gas è il 35%, in Ansaldo Energia Shanghai Electric Cina ha il 40%, 100% di Cevital Cina nello stabilimento di Piombino della Lucchini, 100% l'investimento di Philip Morris per un'azienda di sigarette elettroniche nel Bolognese. I flussi in entrata in Italia, in miliardi di euro di capitali stranieri, sono passati da 17 nel 2013 a 20 nel 2014 e sono 20 anche le società italiane quotate in cui c'è almeno un investitore estero. Sempre poi dal Corriere della Sera, lo Stato islamico a 1 chilometro dai tesori di Palmira, sito archeologico del patrimonio dell'UNESCO, è in pericolo, portato alla luce anche grazie agli italiani. 26 le persone che sarebbero state uccise intanto nell'avanzata dello Stato islamico verso est, 10 decapitate. Palmira è un'antica città siriana inserita dall'UNESCO 2 anni fa tra i patrimoni in pericolo. I suoi gioielli archeologici risalgono all'epoca romana, le rovine del santuario di Baal, la via colonnata, l'arco di Settimio Severo, le terme di Diocleziano, scrive il Corriere della Sera, che dedica poi 2 pagine un reportage dell'inviata Alessandra Muglia dal Sud Sudan. Tra i profughi del paese più povero e analfabeta del mondo, le mucche come moneta, la scuola tra le tende, le donne tuttofare, soltanto la pioggia qui ferma la guerra. Il Sud Sudan è nato nel 2011, separandosi dal Sudan dopo 20 anni di guerra. Dal dicembre 2013 una nuova guerra civile. 2 dei suoi 12 milioni di abitanti sono sfollati. E sempre dal Corriere della Sera, per le pagine di cronaca, accogliere i migranti, no, prima noi. A Padova, in piazza, le anime opposte della città. Nel malessere del nord-est, si intitola il viaggio di Marco Imarisio. Sono 4 i pilastri, intanto, su cui poggia l'agenda europea per l'immigrazione. Il primo punta a ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare, potenziare il ruolo in materia di rimpatrio di Frontex. Il secondo pilastro è la gestione delle frontiere, che va dal salvataggio delle vite umane al rendere sicure le frontiere esterne. Terzo pilastro, i richiedenti asilo, introducendo il concetto della distribuzione obbligatoria dei profughi tra i paesi dell'Unione Europea, molti non ci stanno. Quarto pilastro, una nuova politica dell'immigrazione legale, cioè bla 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 bla. In via Anelli, intanto racconta Imarisio per il Corriere, non c'è più nessuno, il muro era in realtà uno sbarramento di lamiera lunga 70 metri, vennero da tutto il mondo per raccontarlo,
Sono rimasti soltanto i 7 palazzi dalle facciate verdi. In quel 2006 delimitavano il confine di un ghetto abitato da spacciatori e prostitute, che andava isolato dal resto di Padova. Adesso la strada è una specie di deserto urbano. Il contenzioso fra il comune e i privati che comprarono le case a pochi soldi dopo che furono svuotate dai loro occupanti sta rallentando la riqualificazione della zona. Quello fu il primo, il manifesto ideologico del centro-sinistra Legge e Ordine, incarnato dal sindaco Flavio Zanonato, al quale non dispiaceva l'etichetta di sceriffo. Ne vennero altri, muri o sedicenti tali, che fossero parrocchie circondate da filo spinato o il recinto sorto nottetempo intorno a un campo rom abusivo. Padova ha 200.000 abitanti, 32.000 stranieri residenti in regola, altri 30.000 più o meno invisibili, 35 rifugiati, 240 profughi gestiti dalle cooperative, molti muri da raccontare. L'ultimo è quello che verrà eretto oggi, invisibile ma resistente, Fiaccole contro Ramazze. I 2 cortei partiranno dal municipio di Padova e prenderanno direzioni opposte. Non scriva il nome del mio negozio, dall'altra parte ci sono i centri sociali, dice Stefano Pellizzari, presidente Associazione Commercianti del centro di Padova. Ha avuto l'idea della fiaccolata anticlandestini con annessa raccolta firme. Le parole d'ordine sono le stesse del sindaco leghista Massimo Bitonci, scrive Marco Imarisio da Padova. E sempre dal Corriere della Sera, nella pagina economica, il presidente della regione Lombardia Maroni riapre il fronte sulle banche popolari alla Corte Costituzionale, mentre sono addirittura d'arrivo i regolamenti d'attuazione della Banca d'Italia sulla trasformazione delle banche popolari maggiori in società per azioni. I manager coinvolti sondano azionisti stabili per creare noccioli duri e gli investment bankers simulano fusioni e integrazioni. Regione Lombardia prova invece a rimettere tutto in discussione. La riforma delle banche popolari, voluta dal governo Renzi e spinta da Banca Italia, sarebbe incostituzionale, secondo la giunta regionale presieduta da Maroni, che per questo ha dato mandato all'avvocatura di presentare il ricorso alla Corte Costituzionale, sulla base di quanto era già stato chiesto dal Consiglio regionale della Lombardia. A darne notizia la lista Maroni, con cui è stato eletto lo stesso governatore. Maroni aveva sottolineato che le banche popolari sono una realtà che va salvaguardata e questa legge del governo ne snatura il sistema. Il principale motivo di incostituzionalità della riforma starebbe in un'invasione dell'autonomia regionale che viola il terzo comma articolo 117 Costituzione, perché le banche popolari, considerato il loro stretto collegamento col territorio, hanno un ruolo regionale, dice la consigliera regionale della lista Maroni, il consigliere Antonio Saggese, primo firmatario della mozione votata dal Consiglio regionale della Lombardia. Chiudiamo dal Corriere della Sera con 2 pagine dedicate a tutt'altra questione. Il Sauvignon, il vitigno giramondo, l'epopea del Sauvignon che sa come esaltarsi in ogni continente. L'appuntamento è in Friuli, la storia e i segreti di un vino dall'aroma inconfondibile, per la prima volta concorso mondiale dedicato al Sauvignon, che lascia la Francia e si svolge in Friuli, terra che ha conquistato nel tempo una serie di primati enologici. C'è spazio ancora per un'ultima segnalazione dalla pagina delle lettere. Un lettore, Antonio Massioni da Milano, scrive a Sergio Romano: Cameron ha vinto alla grande le elezioni in Gran Bretagna e ha confermato che chiamerà il popolo a un referendum pro o contro l'adesione all'Unione Europea. Giusto, scrive il lettore. Trattandosi bene o male di cessione di sovranità, è il popolo sovrano che deve decidere, così come hanno già fatto francesi, danesi, irlandesi. Noi italiani non siamo mai stati interpellati sull'aderire o no a quest'Unione Europea. Per i nostri governanti non ce n'era bisogno, bastavano loro. Così ora siamo cittadini europei di serie B. Lo siamo senza averlo deciso noi, a differenza di altri che hanno votato di esserlo. Non mi sembra giusto, scrive il lettore milanese del Corriere della Sera. Tutti dovrebbero avere questo diritto, ma provi a pensare che esito avrebbe oggi un tale referendum in Italia. Risponde l'ex ambasciatore Sergio Romano: un referendum molto simile a quello auspicato nella sua lettera ha già avuto luogo. Quando votarono per il rinnovo del gruppo italiano al Parlamento europeo di Strasburgo 18 giugno dell'89, gli elettori trovarono nei seggi una scheda in cui era scritto:
Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle comunità europee in una unione dotata di governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando al Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della comunità? Per quel referendum consultivo, non espressamente previsto dalla Costituzione, il Senato aveva approvato la legge costituzionale che lo avrebbe reso possibile. Al voto parteciparono 37 milioni e mezzo di votanti, l'80,68% degli elettori italiani. I sì furono 29 milioni 158 mila, l'88%. Lei potrebbe forse osservare, scrive Romano al lettore, che le condizioni dell'Italia e dell'Europa nell'89 erano alquanto diverse da quelle di oggi. Non era ancora caduto il muro di Berlino, c'era un blocco sovietico, non avevamo firmato il trattato di Maastricht con cui i membri delle comunità europee si sarebbero impegnati a creare mercato e moneta unica, ed era ancora molto lontana, infine, quella crisi del credito nata a Wall Street nel 2008. Ma commetteremmo un errore se credessimo che il mercato unico e l'euro hanno reso l'Italia più vulnerabile. Fummo vulnerabili, scrive Sergio Romano, perché non avevamo messo la nostra economia in condizioni di cogliere le straordinarie occasioni offerte dal mercato unico. Non avevamo ridotto il debito e il deficit, continuavamo a indebitarci, non avevamo migliorato la nostra produttività, passavamo parte del tempo a parlare di Berlusconi. È molto probabile che un referendum sull'euro oggi rivelerebbe l'esistenza di un consistente partito contrario alla moneta unica, ma gli elettori risponderebbero a una domanda sbagliata e la loro risposta finirebbe per distrarre il paese dai temi su cui si dovrebbe concentrare. Un referendum sull'Europa, conclude Sergio Romano, potrebbe avere un senso solo se avessimo idee chiare e ferme convinzioni su quelle parti della costruzione europea che non consideriamo compatibili con i nostri interessi. Ma non basta dire torniamo alla lira, come fanno alcune forze politiche senza spiegare cosa accadrebbe il giorno dopo. Per ora, e fino a quando gli euroscettici non ci avranno fornito migliori argomenti, il referendum dell'89 conserva la sua validità. Lasciamo il Corriere con la cronaca lombarda, peraltro. In tribunale è inchiesta sull'appalto per le aste giudiziarie dopo il caso delle minacce a una cronista del Corriere della Sera e l'indagine sul caposcorta del presidente della Corte d'Appello Canzio. Un piccolo appalto irregolare da cui sono partite inchieste ancora in corso che rischiano di coinvolgere una delle società della Camera di Commercio e il Tribunale stesso di Milano. Tutto parte nel luglio 2012, quando Digicamere, intermediario per il Palazzo di Giustizia, emette un bando per la gestione della pubblicità legale e l'informatizzazione delle procedure fallimentari ed esecutive. A quella gara, definita nel settore antieconomica e costruita su misura, partecipò una sola società, la Edicom Finance, aggiudicataria con un fortissimo ribasso del 72,5%. L'ipotesi è che questa società abbia potuto partecipare perché contava su un'altra fetta di appalto, quella per alcune attività collaterali, le uniche redditizie non inserite nel bando. Partirono approfondimenti dell'autorità anticorruzione e indagini affidate ad Alfredo Robledo, poi passate alla squadra del procuratore capo Bruti Liberati, nella persona del PM Paolo Filippini. Ma era solo l'inizio. Primo, l'informatizzazione delle procedure concorsuali è materia delicata, si parla dei dati sui fallimenti di società in crisi, le più esposte a ricatti, manipolazioni e turbative d'asta. Dati in gran parte criptati a uso del giudice e del curatore e che attraverso digicamere sono leggibili da chi gestisce il software. Ma l'aggiudicataria, la Edicom Finance, che società è? Da qualche anno, da quando ha iniziato a crescere in modo esponenziale, in particolare in Calabria, ha la struttura schermata da un trust inglese, Brancaccio, per la Ediservice, e da una fiduciaria, la Enisac, con sede nel Delaware, noto paradiso fiscale statunitense. Poca trasparenza dunque per la controparte scelta dal tribunale, di cui non si conosce la titolarità. Chi è dietro la Edicom Finance? Punto di domanda. Perché scegliere un intermediario, Digicamere, che a sua volta ha dovuto ricorrere a società terza specializzata per svolgere il lavoro?
Nessun altro tribunale in Italia ha convenzione analoga a quella che lega la Camera di Commercio e il Palazzo di Giustizia. Il problema nasce se i costi dell'intermediazione ricadono sugli stessi utenti, cosa che potrebbe essere avvenuta per la pubblicità legale degli avvisi d'asta e per lo stesso sito web del tribunale pagato con i fondi dell'Expo. Che la materia non sia trasparente lo dimostra una chiamata da numero privato ricevuta da una cronista del Corriere. Parlava un uomo, suonava in tono intimidatorio le sue parole. La telefonata è partita dallo stesso tribunale, dalla stanza a disposizione del capo della scorta del presidente della Corte d'Appello Giovanni Canzio, il brigadiere dei carabinieri indagato Roberto Scapoli. Lo stesso, secondo i tabulati telefonici, sarebbe in contatto con titolari di società attive nelle vendite giudiziarie. In quella stanza passava anche un amico di Scapoli, che lo sostituiva quando era assente, Giuseppe Frustaci, che si sarebbe qualificato falsamente come agente di polizia. In realtà quest'uomo risulterebbe titolare di impresa edile e in contatto con appartenenti alle forze dell'ordine e con precedenti penali. Davanti a voi uno dei luoghi più fashion. Brevemente ancora dalla cronaca del Corriere della Sera, frontalieri in Canton Ticino, coda in tribunale perché il Canton Ticino pretende anche il certificato penale. Già schedati, ora sono costretti a dimostrare di non avere precedenti i frontalieri che vanno a lavorare in Svizzera, in Canton Ticino, negli uffici giudiziari di Como e Varese, super lavoro fino a fine giugno. Intanto ha smesso di esistere, o smetterà a breve di esistere, una storica squadra di calcio italiana, anzi lombarda, il Fanfulla di Lodi, che ha smesso di giocare a calcio, chiude per debiti un club centenario. Lasciamo il Corriere, andiamo brevemente alla cronaca milanese del Giornale, multe con raccomandata, una nuova tassa sulla tassa, le notifiche non vengono recapitate con posta ordinaria, il comune ha speso 3,9 milioni per spedire a Milano 600.000 avvisi, ma solo il 20% dei destinatari ha risposto all'appello, il 40% dei cittadini si mette in regola entro 60 giorni. Nel 2014 il Comune di Milano ha notificato più di 600.000 avvisi bonari per riscuotere le vecchie multe non pagate tra 2011 e 2012. Con raccomandata tassa sulla tassa, scrive il giornale. Repubblica apre la sua prima pagina invece con lo scontro sulla scuola, ma anche con il Parlamento più gay del mondo, è quello britannico, l'ultima rivoluzione di Cameron, raccontata dal corrispondente di Repubblica da Londra, Enrico Franceschini. Il Parlamento arcobaleno, record di deputati gay, l'ultima rivoluzione della Gran Bretagna. La svolta di Cameron, più attenzione ai diritti civili, via libera ai matrimoni tra omosessuali. Il 5% dei rappresentanti è LGBT, lesbo, gay, bisexual, transsexual, una percentuale che riflette quella della società. Grazie anche al leader Tory che aveva fatto approvare la legge sulle nozze tra persone dello stesso sesso.
Secondo una ricerca, ora sono caduti i pregiudizi e fare coming out, cioè venire allo scoperto sulle proprie tendenze sessuali, aiuta perfino a essere eletti. Sempre da Repubblica, lasciando la prima pagina, la questione delle pensioni da rivalutare secondo la sentenza della Corte Costituzionale. Un rimborso di 2.400 euro per pensioni da 1.300. Oggi sui giornali trovate numeri di tutti i generi. Repubblica parla di rimborso da 2.400 euro per pensioni da 1.300 a proposito degli arretrati. Un documento dell'Ufficio parlamentare bilancio sulla sentenza della Corte Costituzionale. Il signor Rossi, come circa 2 milioni di suoi colleghi, percepiva una pensione mensile di 1.639 euro lordi, circa 1.300 netti, trattamento pari a 3 volte e mezzo il minimo. Arrivò la crisi dello spread, l'emergenza economica, il baratro. Il governo Monti fu costretto a bloccargli per 2 anni, 2012-2013, l'indicizzazione al costo della vita. Da allora il signor Rossi, pensionato, ha cominciato a perdere soldi. Nel 2012 ha ricevuto una pensione più bassa di 567 euro. Nel 2013 ha perso altri 630 euro per la stessa mancata rivalutazione e ha cominciato a perdere altri 17 euro per effetto del cosiddetto trascinamento, cioè se gli fosse stata corrisposta la perequazione che gli spettava l'anno successivo, l'assegno sarebbe stato più alto perché calcolato su una base maggiore. In tutto i suoi arretrati, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato la norma Fornero-Monti e in caso di rimborso pieno, ammontano a 3.007 euro per i 3 anni 2012-2014. Alla somma dovuta dallo Stato al nostro pensionato per il pregresso si aggiunge dal 2015 la maggiorazione che dovrebbe essere incorporata nella pensione come effetto dell'intero ricalcolo, pari a 1.229 euro. Il signor Rossi potrebbe presentarsi all'INPS e chiedere indietro 4.236 euro lordi. A fare chiarezza sulla complicata questione, che da giorni rimbalza tra governo, Corte Costituzionale e Bruxelles, è stato ieri l'ufficio parlamentare di bilancio guidato da Giuseppe Pisauro, che ha messo a disposizione i conti esatti su quanto hanno perso i pensionati sopra 3 volte il minimo negli ultimi 4 anni, per effetto del blocco della rivalutazione delle loro pensioni. Naturalmente la cifra è al lordo delle tasse. Il signor Rossi in questione, dopo aver pagato l'IRPEF, in caso di rimborso completo, si troverebbe in tasca invece di 4.236, 2.400 euro. Il rapporto dell'Ufficio parlamentare di bilancio non entra nella strategia del governo. Il governo è orientato a una restituzione parziale della questione del tutto. A pagina 4 di Repubblica c'è la tabella che cerca di chiarire quanti signor Rossi nelle diverse condizioni hanno perso quanto. Il signor Rossi con una pensione di 1.300 netti avrebbe diritto a 2.400 euro netti. E intanto l'avvocato dello Stato ha twittato contro il governo. Il caso è sollevato da Repubblica, come vedremo dal giornale in prima pagina. Il legale che ha difeso la riforma delle pensioni, cioè la norma Fornero-Monti, davanti alla Corte Costituzionale, ha usato Twitter per criticare il governo. E sempre da Repubblica, rimanendo alla pagina di politica interna, l'allarme di Palazzo Chigi sulla riforma della RAI che slitta, l'ipotesi di nominare un nuovo consiglio di amministrazione secondo la vecchia legge, la legge Gasparri. La legge di riforma RAI stenta in Parlamento, il governo studia un piano B. No al decreto, ma nemmeno alla proroga dell'attuale vertice RAI. Mentre Claudio Montaldo, Partito Democratico di Liguria, vicepresidente della giunta regionale di Burlando, annuncia: non voterò Raffaella Paita. Non sono masochista, ma voglio un altro PD. Il mio sarà un voto disgiunto al partito PD e a Pastorino, il candidato di Civati. Renzi ha fatto spallucce di fronte al disagio provocato dalle primarie liguri, dice il vicepresidente della giunta uscente Burlando, Claudio Montaldo, in Liguria. Sempre poi dalla Repubblica la tentazione di Berlusconi, tornare al tavolo con Renzi, dobbiamo evitare le urne perché adesso siamo troppo deboli, così la vede Repubblica, naturalmente una specie di retroscena. Dopo le regionali Berlusconi non vuole che le riforme saltino, contatti di Verdini per dar vita a un gruppo di responsabili.
E intanto la sorella di un killer finisce nella lista di Nichi Vendola. Il fratello uccise un uomo nel corso di una guerra di malavita. Lei disse di voler sparare in faccia al pubblico ministero. Le intercettazioni in carcere rivelano le violente parole della donna contro i magistrati. È candidata per Emiliano con Vendola. C'è anche la sorella di un killer della malavita foggiana tra i candidati al Consiglio regionale in Puglia. Carmela Cenicola, 42 anni, sorella di Vincenzo Cenicola, trentenne condannato a 8 anni e mezzo per l'omicidio di Fabrizio Pignatelli. Carmela Cenicola è stata inserita nelle liste Noi a Sinistra per la Puglia, una lista promossa dal presidente della regione uscente, Nichi Vendola, e dal senatore in quota Sinistra Ecologia e Libertà, Dario Stefano. Lo schieramento appoggia la corsa a governatore del candidato del centro-sinistra Michele Emiliano. Pignatelli, morto a 26 anni, secondo una sentenza emessa un anno fa dai giudici della Corte d'Appello di Bari, fu ucciso dal giovane Vincenzo Cenicola in seguito a una guerra di potere per il controllo criminale del territorio. La sorella Carmela era imputata in quel processo con l'accusa di minacce. Condannata in primo grado a 2 anni di carcere, è stata assolta in secondo grado. Carmela però è finita nelle carte di questo procedimento penale per una serie di intercettazioni ambientali e per i suoi sfoghi in carcere quando si recava a fare visita al fratello Vincenzo o al figlio Alberto, anche lui prima imputato e poi assolto. Lo sfogo più cruento coinvolge 2 magistrati, l'ex procuratore di Lucera Seccia e il PM Marangelli. Seccia ce l'ha con noi, ha detto che vuole schiacciare i Cenicola sotto i piedi, grida Carmela al fratello Vincenzo, in carcere. Gli avessimo rotto il culo a quello, aggiunge. 2 anni dopo si lascia andare ad altre parole violente contro il PM Marangelli, in quei giorni in aula a sostenere l'accusa contro i Cenicola. Se io avessi una pistola e non avessi nulla da perdere, per le cattiverie che sta facendo gli sparerei in fronte davanti a tutti quanti. Questa è cattiveria pura. Per le minacce dirette pronunciate in aula durante il processo, i 2 sono stati rinviati a giudizio dal Tribunale di Lecce, dai fratelli di Carmela. Lei invece è stata indagata e finisce in lista. Fratello uccise un uomo nel corso di una guerra di malavita. Sempre poi da Repubblica, questo in Puglia, l'Italia chiede il comando della missione antiscafisti, ma adesso i militari italiani frenano. Il ministro Alfano ha detto: siamo pronti ad assumere la leadership di azioni mirate sulle coste della Libia, ma per la Marina Militare è solo uno degli strumenti, serve una strategia per trattare con i governi locali, fa sapere al ministro Alfano la Marina Militare italiana. Intanto a Fiumicino 3 algerini forzano il portellone, fuggono dall'aereo, erano già stati espulsi dall'Italia. E ancora da Repubblica, per la pagina delle cronache, a Venezia, tra i musulmani della chiesa moschea, nessuna provocazione, vogliamo solo pregare, dicono gli islamici. A Santa Maria della Misericordia, chiesa sconsacrata e trasformata da Christoph Büchel in un luogo di culto islamico nell'ambito della Biennale d'Arte. L'installazione appena aperta è al centro di uno scontro, ma c'è anche chi la apprezza, scrive Repubblica. Nella pagina economica di Repubblica, infine, il ministro delle finanze greco Varoufakis contro Mario Draghi: non ci aiuterà sul debito perché teme la Germania. In Grecia intanto stipendi a rischio. Le scadenze vanno allungate, ha detto Varoufakis, e legate alla crescita. Atene chiede un anticipo sulla tranche di aiuti da 7 miliardi e 200 milioni. Mentre andiamo a vedere anche la prima pagina della Stampa di Torino, sulla scuola all'apertura, il garante che dice ai professori: fate gli scrutini o sarete precettati. A centropagina la foto di lettori sui cuscinoni del Salone del Libro al Lingotto di Torino. Il Salone delle Meraviglie piace ai giovani, titola la Stampa. Tra gli stand di libri, molte le scolaresche. Fino a lunedì, eventi e incontri con gli scrittori. E sempre da Repubblica, dalla Stampa, andando alla pagina di primo piano di politica interna, un'intervista al candidato di centrodestra in Campania, il presidente uscente Caldoro, che elogia Renzi. Con lui forte collaborazione, c'è feeling con Matteo Renzi, non posso negare l'esistenza di un rapporto di grande cordialità col Premier. Il rottamatore qui sono io, la classe dirigente alla De Luca va rottamata, dice Stefano Caldoro, presidente uscente e ricandidato del centrodestra in Campania.
Mentre a pagina 17 della Stampa c'è l'articolo di Maurizio Molinari su Abu Mazen, presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, che va in missione da Renzi, chiedendogli di riconoscere lo Stato palestinese. Il leader dell'ANP oggi dal Premier. Segua l'esempio del Vaticano e il consiglio di Abu Mazen a Renzi, dopodiché incontrerà Mattarella. Domani la visita a Papa Francesco. Il presidente palestinese incontra oggi a Palazzo Chigi il premier Renzi, augurandosi che l'Italia segua l'esempio del Vaticano nel riconoscere lo Stato palestinese. Sono alcuni dei più stretti collaboratori di Abu Mazen a descrivere le attese del governo palestinese nei confronti dell'Italia. Il Vaticano ha mandato un messaggio importante in un momento non casuale, afferma Bassam Sali, membro del comitato esecutivo dell'OLP, spiegando che il riconoscimento dello Stato di Palestina è il passo da adottare per qualsiasi paese che, come l'Italia, vuole salvare la soluzione dei due Stati in Medio Oriente. E sempre dalla Stampa, per concludere, Raffaele Sollecito, querelato dal pubblico ministero Mignini, sostenitore dell'accusa in primo grado del processo, quando furono condannati, lui, Sollecito e Amanda Knox. Il PM si è sentito diffamato dal libro di Sollecito, che peraltro è uscito soltanto negli Stati Uniti. Una copia è arrivata in Italia, il PM è riuscito a farsela avere una copia e ha querelato Sollecito. Ieri la prima udienza davanti al GUP. Raffaele Sollecito torna in un'aula di tribunale. È successo ieri a Firenze, dove davanti al giudice per le udienze preliminari era in programma un'udienza del procedimento che vede Sollecito accusato di diffamazione nei confronti del magistrato di Perugia, il PM Giuliano Mignini. L'udienza è aggiornata al 4 giugno. L'indagine nasce da una querela del pubblico ministero Mignini, che è stato il PM delle indagini di Perugia sul caso Meredith Kercher. Il magistrato si ritiene diffamato da una serie di passaggi del libro Honor Bound, Il mio viaggio all'inferno e ritorno con Amanda Knox, scritto da Sollecito e Andrew Gamble e pubblicato negli Stati Uniti nel 2012. Fra l'altro il libro parla di tattiche della procura sporche e di macabro abbraccio fra la procura e i media scandalistici. Proprio a Firenze l'anno scorso si è svolto l'appello bis del processo Meredith. Durante l'udienza i difensori di Sollecito hanno depositato una memoria e il dispositivo della sentenza di Cassazione che ha assolto Knox e Sollecito dall'accusa di omicidio. Affronto il tutto con coraggio, fiducia e determinazione, ha detto Sollecito. Infine dalla Stampa di oggi, a pagina 24, pagina dell'economia, Autogrill, Benetton cerca soci e guarda alle banche popolari, confermato il progetto di vendere ai fondi di investimento il 30% di Aeroporti di Roma. Lasciamo la Stampa e andiamo al Fatto Quotidiano. Sono due qui gli argomenti. Il primo, l'uomo di Incalza resta al TAV, rissa alla Camera fra Del Rio e il predecessore Lupi. Basta con i tuoi agguati, un duro scambio di accuse a fine seduta tra il ministro delle infrastrutture e il predecessore Lupi. Scontro sulla bretella autostradale Valdastico Nord e Paolo Signorini, l'uomo di Incalza, celebre per le vacanze pagate dalla cricca del Mose, è ancora il rappresentante del governo nella società dell'alta velocità. Poi vediamo meglio. L'altro argomento, la prescrizione Montedison a Bussi di Tirino nel Pescarese. 4 giurati volevano denunciare tutto. Discarica di Bussi, la bozza di un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura per gli avvertimenti del Presidente della Corte sulle conseguenze in caso di verdetto di condanna per dolo. Ha detto il Presidente ai giurati popolari: guardate che vi tolgono le proprietà, non ascoltate l'avvocatessa dello Stato, quella rompe e basta. La Procura di Chieti apre un fascicolo, perché in pratica il togato avrebbe condizionato i giurati popolari. Mentre il Veneto è perso e ora Renzi teme De Luca e la Liguria. Il Premier domani a Napoli, titola il Fatto in prima pagina, ma non vuole più tornarci in Campania. Chiuderà la campagna a Genova. Sulle pensioni invece soltanto briciole, sopra i 1.400 euro netti, la restituzione della mancata adeguazione del mancato adeguamento delle pensioni, la mancata indicizzazione al costo della vita. Noi tireremo storto, e invece il titolo dell'articolo di fondo del direttore Marco Travaglio. Non per gufare contro il caro Premier, ma ultimamente lo troviamo piuttosto provato e un tantino confuso.
Non saremo certo noi che abbiamo precorso i tempi a sottolineare i primi capelli bianchi che deturpano la bella, anzi bellissima chioma, già decantata in quei termini dal parrucchiere Toni in un'imperdibile intervista al Corriere della Sera. Ciò che ci preme segnalare è lo stato confusionale che emerge da due recentissime performance mediatiche di Matteo Renzi. Martedì, pensando di far cosa gradita, Repubblica ha riprodotto su 2 pagine una lenzuolata a colori, bluette, azzurro, arancione, viola, grigio scuro, tortora, giallo, fucsia, rosso, verdone, grigio chiaro, verde pisello, dal titolo futuristico Il cronoprogramma del Piano Nazionale Riforme. Molte le frecce che si intersecano come in un progetto di labirinto. Ricordano i percorsi della metro C di Roma, quella che non si capisce mai se la stiano costruendo o la stiano cercando. Ma anche i tracciati metallici a serpentina che si trovano aprendo le vecchie radioline a transistor o certi rompicapo della settimana enigmistica. Il prezioso incunabolo, rinvenuto probabilmente in una grotta di Qumran sul Mar Morto, accanto ai rotoli della Bibbia, delle rovine dell'antico monastero esseno, rivela particolari tanto inediti quanto avvincenti sull'azione riformatrice prossima avventura. A luglio è prevista la legge elettorale. Strano, pensavamo fosse già passata ad aprile. A dicembre nuovo Senato e titolo quinto. In aprile, invece, all'insaputa dei più, deve essere passato qualcosa, un decreto, una legge, un papiro, una tavoletta di terracotta, sul tema conciliazione vita-lavoro, del cui significato non rispondiamo. Seguiranno nell'ordine in maggio, quindi ci siamo quasi, semplificazione rapporto di lavoro e agenzia attività ispettiva. A giugno, ammortizzatori sociali e agenzia NAZ lavoro. Poi più nulla fino a fine anno. E anche questa è fatta. Quanto al fisco, spalmata tra fine aprile e tutto luglio, s'annuncia una fantomatica riforma tassazione locale, seguita in settembre da un'altra raffica di supercazzole prematurate. Catasto, elusione fiscale, riscossione enti locali, imposizione redditi d'impresa, Semplif Contribuent Int, nel senso di internati, internauti, internisti, interisti, intercontinentali, interpreti, interiora, intubati, non è dato sapere, ma soprattutto una sciarada denominata monitoraggio e tutraggio, ricchi premi a chi la risolve. In tema di giustizia, color viola quaresima, questo era lo schema che in effetti è stato pubblicato su Repubblica, il cronoprogramma di Renzi. In tema di giustizia ecco l'immancabile anticorruzione, si credeva già fatta, seguita da imprescindibili rafforzamento garanzie difensive durata processi, prevenzione e repressione corruzione nella pubblica amministrazione e contrasto criminalità organizz, a cura si presume di De Luca e dei casalesi alleati in Campania, mentre bisognerà attendere fino a settembre per Tribunale delle Imprese e della Famiglia, già annunciato da innumerevoli governi, compresi Rumor e Emilio Colombo, e razionalizzazione processo civile, idem come sopra. Nulla all'orizzonte fino al 2016-17 per recupero efficienza della spesa pubblica, revisione delle tax expenditures, 15 miliardi, con scappellamento a destra, anche perché stanno ancora cercando un interprete capace di tradurre il concetto in italiano. A giugno, se tutto va bene, misure per il credito deteriorato. Aspettando ancora, il credito si deteriora vieppiù. Il piano banda ultralarga, sempre a cura delle liste campane, scatterà fra settembre 2015 e tutto il 2017, entro e non oltre, non un giorno di più. La riforma della scuola, nonché il piano nazionale scuola digitale 2015-2018, saranno pronti per ottobre. Resta solo da capire chi ci lascerà l'impronta digitale. Sono anche in arrivo un patto per la salute 2014-16 e un Green Act riconoscibile dal colore verde, dunque non abbisognevoli di spiegazioni. I soliti gufi domanderanno quale sarebbe la fonte della rarissima pergamena. Gente di poca fede, basta leggere su Repubblica la nota in basso a destra. La fonte del cronoprogramma del Piano Nazionale Riforme è il Piano Nazionale Riforme. Insomma, il più è fatto. Purtroppo però insegnanti, genitori, studenti, bidelli, sindacalisti, bibitari della scuola sono incontentabili e non riuscendo a districarsi tra le frecce si permettono di dubitare, non sia mai. Ecco dunque il caro Premier costretto alla lavagna, armato di gessetti colorati per una lezione televendita modello cainano. I giornalisti, al seguito, rapiti, turibolano.
Operazione assai raffinata, scrive Repubblica, suggestioni kennediane sul Corriere della Sera. Ricorda il maestro Manzi, scrive il Messaggero, abilissimo La Stampa. A vedere la lavagna a fine prestazione e soprattutto a leggere le reazioni del mondo della scuola si direbbe il contrario. Più che il maestro Manzi è sempre il conte Mascetti, quello di Amici miei. Alternanza scuola-lavoro, cultura umanista o umanistica, si domanda Travaglio. Più soldi agli insegnanti, autonomia, continuità. No ferie studenti, presi di Rambo, licenziamenti. Asili nido, diritto studio, scuola digitale. Come Fossantani, scrive Travaglio. Mancano solo pace, pane, gnocca per tutti, libertà e perline colorate. L'altro ieri Repubblica titolava Marziale, Renzi tira dritto, ma solo perché, come diceva Flaiano, in Italia la linea più breve fra due punti è l'arabesco. A pagina 2 del Fatto Quotidiano invece è l'articolo di Vanda Marra su Renzi che scappa da De Luca e corre a Genova dalla Paita. Domani Renzi a Napoli, ma vuol mettere la faccia il meno possibile sul voto in Campania. Le regionali preoccupano il sottosegretario Lotti. Non si vota tutti per Caldoro, anzi noi si vota tutti per Caldoro. Questa è la battuta che circola negli ambienti vicini a Palazzo Chigi e che conferma quello che Caldoro dice alla stampa. Sono molto amico di Renzi e già pensano al commissariamento. In Liguria testa a testa fra Toti e la candidata del PD, Paita. Così il Premier si prepara a 2 comizi in Liguria in 10 giorni. Mentre il ragioniere di De Luca, al comune di Salerno, si fa il regalo, racconta Vincenzo Iurillo, sempre sul Fatto Quotidiano. Il tesoriere del comune di Salerno finanzia un'associazione da lui presieduta e i fedelissimi del sindaco De Luca benedicono. 4 ex assessori della giunta hanno dato via libera ai bonus. Sono tutti candidati nelle liste dell'aspirante governatore della Campania. 4 candidati collegati all'aspirante presidente del PD Vincenzo De Luca, 4 tra assessori ed ex assessori scelti da De Luca hanno votato delibere di finanziamento a un'associazione culturale presieduta dal ragioniere capo del comune guidato da De Luca. È il sistema De Luca raccontato dalle carte della giunta salernitana. A Imperia, invece, in Liguria, l''ndrangheta è fra noi, dice il Movimento 5 Stelle. Comandini, candidato dei 5 Stelle, è amico fraterno di un erede, peraltro incensurato, di una famiglia mafiosa. L'appello viene dallo stesso capogruppo del Movimento 5 Stelle in comune: non lo votate. Il capogruppo in città chiede agli elettori: non date le preferenze. La candidata governatrice dei 5 Stelle lo difende. È come Peppino Impastato, ma la famiglia di Impastato si è incazzata. A pagina 4 invece del Fatto Quotidiano ricompare il giudice Esposito, chi non poteva non sapere, il quale dice la sua sui vitalizi ai condannati. La politica li ha salvati ancora. La revoca della pensione ai condannati, dice il giudice Esposito, quello che pronunciò la famosa sentenza di condanna di Berlusconi per frode fiscale. La revoca della pensione ai condannati non ha nulla a che vedere con la riabilitazione. Quel rappresentante della nazione ha violato i doveri di disciplina e onore a lui imposti dalla Costituzione. È stata sprecata una buona occasione per eliminare la concessione ai parlamentari. Lo chiedevano 500.000 di cittadini, dice il giudice Antonio Esposito. Mentre Gianni Barbacetto torna, vediamo dopo la pubblicità, sulla questione che abbiamo letto prima sul Corriere della Sera, l'appalto coi fondi dell'Expo, il presidente della Corte d'Appello del Tribunale di Milano Canzio, lo spione e l'indagine della Procura dopo l'inchiesta della cronista del Corriere Andreis sulle aste giudiziarie e la gara per il Pala Giustizia a Milano. Signore, mio marito vuole il gressa, io il
di Radio Padania Libera. Buongiorno, dal Centro Geofisico Prealpino vi parla Paolo Valisa. Vediamo la situazione. Un minimo depressionario proveniente dalla Francia transita oggi velocemente sul Golfo Ligure, innescando piogge e forti temporali su tutto il nord Italia. Nel fine settimana ritorno dell'anticiclone atlantico sulle Alpi con sole e caldo estivo. Le previsioni: molto nuvoloso per oggi o coperto, con piogge temporali intermittenti più frequenti sulle prealpi e la fascia pedemontana, in particolare il Piemonte settentrionale, anche Lombardia e i monti del Veneto. I temporali potrebbero essere localmente intensi, accompagnati da colpi di vento e grandinate. Prestare attenzione per possibili esondazioni di fiumi a breve corso. Le temperature massime oggi in calo a 18-22 gradi, quindi ben al di sotto dei 26-28 raggiunti ieri. E per domani sabato in parte soleggiato, ma al mattino ancora nuvoloso con alcune piogge sulla fascia padana. Nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi su Orobi e Valtellina, dove potrebbe verificarsi un isolato rovescio temporale. Le temperature massime saranno in rialzo. Il vento in quota moderato da nord-est, al suolo debole da nord al mattino e brezze pomeridiane. Per domenica ben soleggiato e caldo estivo, poche nuvolette di bel tempo sui monti, asciutto. La tendenza lunedì sempre soleggiato, caldo estivo, poche nuvole nel pomeriggio, possibilità di un isolato rovescio serale sulle Alpi, altrimenti asciutto, e martedì ancora soleggiato all'est, Lombardia orientale e Veneto, ma con nuvole che arriveranno sul Piemonte e sulla Lombardia occidentale, dove sarà possibile qualche pioggia temporale nel pomeriggio. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Una gustosa abitudine: seguire in tournée Radio Padania nei più selezionati ristoranti territoriali per riassaggiare i piatti della nostra tradizione, pranzando a fianco di grandi giornalisti come Giulio Cainarca, esuberanti mattatori come Marco Pinti, storici conduttori come Leo Siegel e politici di primissimo piano come Matteo Salvini e Alessandro Morelli. A chiamarvi a raccolta è Sammy Varin, la Ruffa Popolo. Abbiamo urgentemente bisogno di te. Per aiutare Radio Padania, prenota subito l'evento più vicino chiamando 339 6395 685. Prossime date: 16 maggio Luzzara, Reggio Emilia, 17 maggio Dalmine, Bergamo, 23 maggio Vigevano, Pavia e San Damiano d'Asti, 24 maggio Olgiate Comasco, Como, 30 maggio Castion di Strada, Udine, 31 maggio Cantù, Como, 1 giugno Martinengo, Bergamo, 6 giugno Torino e Cuneo, 20 e 21 giugno Pontida, Bergamo. Per informazioni e prenotazioni sulla tournée di Radio Padania 339 6395 685. Bene, torniamo al Fatto Quotidiano con intanto notizia di prima pagina dell'agenzia ANSA. È morto B.B. King, il re del blues, è morto a Las Vegas, aveva 89 anni, chitarrista celeberrimo. Tornando invece al Fatto, Gianni Barbacetto racconta della gara d'appalto con fondi Expo per il Palazzo di Giustizia di Milano, vinta col ribasso del 72,5%, finita sotto osservazione dell'autorità anticorruzione. Questo è il punto di partenza dell'inchiesta della Procura di Milano, che nell'autunno 2014 ha iscritto nel registro degli indagati 2 persone che lavoravano nell'anticamera del presidente della Corte d'Appello, Giovanni Canzio. Uno, il brigadiere dei Carabinieri Roberto Scapoli, era il capo scorta del presidente. L'altro, Giuseppe Frustaci, era suo amico. Di volta in volta si spacciava poliziotto, carabiniere, uomo dei servizi, senza esserlo e senza avere alcun ruolo nell'ufficio dell'alto magistrato Canzio. L'indagine riguardava turbativa d'asta e rivelazione di segreti d'ufficio in relazione alla gara con fondi dell'Expo, ma anche le minacce per una misteriosa telefonata intimidatoria arrivata il 10 gennaio 2013 a una giornalista del Corriere della Sera, Elisabetta Andreis, partita da un numero fisso dell'anticamera del presidente Canzio, quello usato da Scapoli ed eventualmente da Frustaci. L'indagine era passata alla Procura di Brescia
perché il GIP Zamagni aveva ipotizzato il coinvolgimento come danneggiato del presidente Canzio. Adesso l'indagine torna a Milano. La giornalista stava conducendo per il Corriere un'inchiesta sulle aste giudiziarie e sulla gara Expo per la giustizia, uno dei tanti appalti che hanno distribuito lavori per 16 milioni di euro negli anni al fine di rendere più efficiente il Palazzo di Giustizia di Milano in vista dell'Expo. La gara, gestita dalla Camera di Commercio di Milano, serviva per scegliere un'azienda che gestisse la pubblicità e la pubblicazione sul web degli avvisi d'asta e delle attività preparatorie del processo civile telematico, valore 825.000 euro. Vince la Edicom Finance SRL, unica azienda che partecipa alla gara e offre appunto un ribasso del 72,5%. Un'altra azienda, la astalegale.net, fa ricorso contro la gestione del servizio da parte della Camera di Commercio e contro l'affidamento a Edicom, a cui la Camera di Commercio aveva affidato in trattativa privata ulteriori incarichi. Alla gestione dei fondi Expo per la giustizia in questi anni hanno partecipato il Tribunale di Milano e l'Ufficio Innovazione del Palazzo di Giustizia. Sono restati fuori dalla discussione Corte d'Appello, Procura Generale, Ufficio Distrettuale per l'Informatica. I fondi governativi sono stati assegnati per lo più senza gara in nome della continuità tecnologica a società come Elsag Datamat, Gruppo Finmeccanica, 1,4 milioni, Net Service, 1.800.000, che hanno lavorato per la realizzazione del processo civile telematico. E nell'estate 2014 le cose cambiano, anche per le notizie pubblicate dal sito giustiziami.it. È proprio Canzio, in una riunione ottobre 2014, a pretendere, insieme alla rappresentante della Procura Generale Bertolè Viale, che i 6 milioni ancora da spendere siano assegnati con gara e impiegati in servizi utili anche agli uffici giudiziari lasciati fino a quel momento a bocca asciutta. Intanto interviene anche l'autorità anticorruzione e appura che la Camera di Commercio non ha i requisiti richiesti dalla legge per svolgere i servizi richiesti dal Tribunale di Milano, tanto che per fornire una parte dei servizi stringe un accordo con la società Asteimobili.it, che poi diventa Asta Legale. Quanto alla gara vinta da Edicom, il ribasso offerto dall'unico partecipante e aggiudicatario appare del tutto anomalo, scrive l'autorità anticorruzione, non solo perché nessuno dei più qualificati operatori del settore ha partecipato, ritenendo la base d'asta incongrua, ma soprattutto perché un ribasso così rilevante è difficilmente comprensibile. L'autorità anticorruzione conclude bacchettando anche Asta Legale, che aveva presentato il ricorso perché è stata affidataria di servizi per 4 anni, in accordo con la Camera di Commercio, senza procedure di gara. Su Edicom il giudizio è durissimo. C'è incongruità della base d'asta, manifesta anomalia dell'offerta presentata, senza verifica di congruità da parte della stazione appaltante, cioè la Camera di Commercio. In più c'è l'affidamento a trattativa privata alla stessa Edicom di una parte rilevante e remunerativa dei servizi. E per di più, come scrive oggi il Corriere, la Edicom non si sa di chi è, tra fiduciarie e società anonime e paradisi fiscali. Sempre poi dal Fatto Quotidiano di oggi, da Vespa a Malagò, le ville abusive dei VIP. L'ultimo caso è la vasca abusiva del presidente del CONI, ma anche Bruno Vespa ha dovuto patteggiare per la sua piscina sull'isola di Ponza. La piscina extra lusso, la villa a Picco sul Mare, la residenza estiva incastonata nella roccia. Poco importa se in violazione delle leggi o dei vincoli paesaggistici, l'abuso tra i VIP non passa mai di moda. La vasca idromassaggio di Giovanni Malagò sulle dune di Sabaudia è solo l'ultimo caso di illeciti edilizi presunti o accertati. Negli scorsi giorni il Corpo Forestale ha scoperto una vasca esterna incastonata su un lastricato di legno, per cui non sarebbe stato concesso il permesso necessario, visto che la villa del presidente del Comitato Olimpico si trova in zona sottoposta a vincolo paesaggistico del Parco del Circeo. A quanto riportato dal Corriere di Latina, i forestali avrebbero contestato la mancata dichiarazione a inizio lavori e dei nulla osta. Non sarebbe il primo caso del genere. Nel 2001 Vincenzo Visco, ministro dell'economia, fu condannato in via definitiva, patteggiando a 10 giorni e 20 milioni di multa, per avere allestito un box a copertura del serbatoio di gas nella sua residenza di Pantelleria.
Più recente è il caso di Bruno Vespa, il conduttore Rai, ha patteggiato 14.000 euro e i soliti 10 giorni, pena sostituita con pagamento di altra ammenda, per alcune modifiche di vani alla sua villa nella splendida località di Calafeola, a Ponza, unica perché costruita direttamente nel tuffo dell'isola e sottoposta a vincolo paesaggistico. Poi c'è la celebre piscina di Vespa che è stata autorizzata dal comune perché il comune ha detto andiamo a prendere l'acqua lì nel momento in cui ci dovesse essere un incendio, anche se intorno c'è il mare, non importa, non fa eccezione il mondo dello spettacolo e via dicendo. Sempre poi sul Fatto Quotidiano di oggi, sulle pensioni non ci sono i soldi per chi sta sopra i 1.400 euro, i primi calcoli dell'ufficio parlamentare di bilancio dopo la sentenza della Corte Costituzionale, e un altro scandalo a Salerno, stavolta al TAR. Licenziato un dirigente per l'ipotesi di associazione per delinquere, distribuite 1.246 SIM e 899 telefoni cellulari. Un anno fa rischiava di essere soppresso per via del decreto sulla riorganizzazione della giurisdizione italiana. Adesso, a pericolo scongiurato, il Tribunale amministrativo regionale, il TAR di Salerno, è al centro di uno scandalo che coinvolge dipendenti infedeli, con l'ipotesi di migliaia di schede SIM e centinaia di cellulari distribuiti a persone comuni che nulla avevano a che fare con la giustizia amministrativa. Per la Procura di Salerno, nella sede distaccata del TAR di Salerno, operava un'associazione a delinquere che avrebbe truffato le compagnie telefoniche e il TAR per 439.248 euro. Infine, sempre dal Fatto Quotidiano di oggi, via D'Amelio, l'attentato a Borsellino, il falso pentito contro la polizia. In aula a Palermo il falso pentito Andriotta racconta le pressioni per il depistaggio sulla morte di Borsellino e si domanda: perché pago solo io? L'imputato chiama in causa i 3 funzionari dello Stato, poliziotti, che dopo 6 anni dall'apertura dell'inchiesta sono ancora sotto indagine. E infine la questione del Rio che accusa Lupi: basta con gli agguati per ostacolarmi. Alle infrastrutture, lite tra l'ex e il nuovo ministro. Del Rio che sbotta per un'interrogazione sullo stop alla bretella Valdastico Nord, cara al sistema Incalza, ma anche alla candidata PD in Veneto Alessandra Moretti. Mentre Signorini, che si faceva pagare le vacanze dal RAS del Mose Mazza Curati, è ancora alla struttura tecnica di missione e nel consiglio di amministrazione del TAV Torino-Lione. La scena, racconta Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano, è avvenuta l'altro ieri sotto gli occhi dei pochi deputati presenti nell'aula di Montecitorio. Il ministro delle infrastrutture, Del Rio, risponde nel question time a una pungente interrogazione firmata da 4 deputati del gruppo Alleanza Popolare, presieduto dal suo predecessore Maurizio Lupi. Appena finito di parlare, l'ex braccio destro di Renzi a Palazzo Chigi scorge Lupi in transito nell'emiciclo. Si avvicina e lo apostrofa: questo agguato l'hai organizzato tu. Lupi gli risponde a muso duro. La conversazione sale verso i toni della concitazione finché i due si trasferiscono nella attigua saletta a disposizione dei ministri. Del Rio accusa Lupi di soffiare sul fuoco di quella sorta di irredentismo del sistema Incalza che di fatto paralizza la sua azione nel ministero che Renzi gli ha chiesto di mettere a posto dopo l'arresto dell'ex capo della struttura tecnica di missione, Incalza, e le dimissioni di Lupi. Lupi replica rinfacciando a Del Rio mosse che giudica sleali, come la nomina, anzi la revoca della nomina di Francesco Musci alla presidenza del Consiglio Superiore Lavori Pubblici. Musci era stato nominato dal Consiglio dei Ministri su indicazione di Lupi il 12 marzo, 4 giorni prima dell'arresto di Ercole Incalza. Pochi giorni dopo da Palazzo Chigi era partita la revoca. Secondo gli uomini di Del Rio, Lupi non aveva informato il governo che su Musci pendeva una richiesta di rinvio a giudizio, procura di Brindisi. Ma è il caso discusso mercoledì alla Camera, scrive Meletti, a illuminare meglio di qualunque altro la guerra in corso tra nuovo e vecchio regime del Ministero delle Infrastrutture. Lasciamo il Fatto Quotidiano, andiamo alla prima pagina di Libero, che ha un'apertura molto interessante: i papponi delle pensioni. L'articolo è di Franco Bechis.
Lo Stato non paga gli arretrati ai cittadini, ma dà fiumi di soldi in vitalizi agli ex parlamentari, con clamorose differenze tra contributi versati e assegni percepiti. Il record è del grillino, fra virgolette, Stefano Rodotà. Gli abbiamo regalato quasi 1 milione di euro. Perché Stefano Rodotà ha contributi versati naturalmente comunque dal popolo italiano, per 241.000 euro. Ha già ricevuto di pensione 1.180.000 euro. La differenza fra contributi versati e soldi già ricevuti è di 938.000 euro. Giuliano Amato ha versato, gli abbiamo versato noi, 302.000 euro. Ha già ricevuto 1.111.000 euro di pensioni. Differenza 809.000 euro tra contributi versati e soldi già ricevuti. C'è anche Gino Paoli, contributi versati 60.000 euro, soldi ricevuti 557.000, differenza 496.000. Massimo Cacciari, contributi versati 120.000, soldi già ricevuti 553.000, differenza 432.000. Mario Capanna, contributi versati 120.000, soldi già ricevuti 523.000, differenza 402.000. Altro che fondi pensione, scrive Franco Bechis. Nemmeno con la soffiata giusta per l'investimento in borsa avrebbero potuto far meglio. Forse solo con la roulette, a patto di azzeccare il numero secco. L'investimento finanziario che ha reso di più nella storia della Repubblica Italiana è quello dei parlamentari sulla loro pensione. Per loro fortuna generalmente sono longevi, ma grazie all'istituto del vitalizio e anche al sistema del mini vitalizio introdotto nel 2012, che loro vergognosamente chiamano pensione contributiva, sono riusciti a farli evitare di 6, 7, 8, in qualche caso addirittura 10 volte il capitale investito. Cosa impensabile per milioni di pensionati italiani, ma con un passaggio anche breve in Parlamento c'è chi ha strappato per decenni assegni mensili da 2, 3, 4, 5 o anche 6.000 euro per tutto il resto della vita. Di fatto non ha versato nulla, perché stabilendo l'ammontare dello stipendio da parlamentare, ci hanno pensato Camera e Senato a versare i contributi per loro conto. Ma non c'è paragone fra quel piccolo impegno, l'8,8% del lordo mensile, da versare, e quel che è venuto in tasca a loro dal giorno in cui hanno iniziato a percepire il vitalizio. Oggi vitalizio o mini vitalizio si percepisce con 5 anni di contributi a 65 anni, ma se hai 6 anni di contributi la pacchia inizia a 64, se ne hai 7 puoi prendere l'assegno a 63 e così via fino a 10 anni di contributi, con cui puoi andartene in pensione a 60 anni, in barba a tutti gli altri lavoratori d'Italia, che a quell'età non possono incrociare le braccia né con 10, né con 15, né con 20, 25 o 30 anni di lavoro. Queste sono le regole di oggi, ma fino a ieri la pacchia era più grande. Se eri già in Parlamento prima del 2012, fino a quell'anno valevano le vecchie regole, si poteva andare in pensione anche prima. Se la prima elezione è datata prima del 97, c'era il diritto per tutti al baby pensionamento, assegno in tasca dai 50 anni in poi, e con qualche penalizzazione era possibile anche prima di quell'età. Alcune di queste regole da paese del Bengodi sopravvivono oggi a macchia di leopardo in molte regioni, che il vitalizio l'hanno abolito e sostituito con un sistema chiamato in altro nome ma assai simile. L'Italia ha migliaia di politici part-time pensionati di lungo corso, tutte pensioni d'oro, o per il generoso assegno percepito o per la disparità fra quanto incassato e quanto versato per meritarselo. La situazione è comune ai pensionati della politica. Nei prossimi giorni vi forniremo a tappe, scrive Bechis, l'elenco più esaustivo possibile di chi si è messo in tasca centinaia di migliaia di euro, avendo versato qualche migliaio di euro di contributi. Partiamo con un primo elenco che offre alcuni casi clamorosi, come quello di Stefano Rodotà, proprio il Rodotà che con grande ingenuità il Movimento 5 Stelle voleva portare al Quirinale. Nelle casse del Parlamento a suo nome sono stati versati 241.000 euro. Scattato il diritto al vitalizio, il professore, che per sua fortuna è in gran forma nonostante abbia passato gli 80 anni, ha ricevuto poco meno di 1.200.000 euro lordi.
La differenza fra quanto versato e quanto incassato da Rodotà è di 938.810 euro, quasi 1 milione di profitto, quota che verrà presto superata, visto che gli auguriamo lunga vita. Non molto dissimile la situazione di Giuliano Amato. In vita sua ha versato, per la carriera parlamentare, 302.000 euro di contributi. Li abbiamo versati noi, naturalmente. Ha ricevuto oltre 1.100.000 euro in assegni vitalizi lordi. Lo spread fra quanto versato e quanto incassato è di 809.000 euro. A differenza di Rodotà, però, la somma non è destinata nel breve a lievitare. Amato ha più volte sostenuto di non aver mai preso il vitalizio. Non è così, lo riceveva e lo girava, dice lui, in beneficenza. È una scelta personale che non modifica il meccanismo. Dal 2012 in poi è però entrato in vigore un regolamento che sospende il vitalizio in caso o di rielezione o di assunzione di incarico pubblico incompatibile col mandato parlamentare. Amato, da meno di 2 anni, è giudice della Corte Costituzionale. Finché sarà lì, il vitalizio resta congelato e riprenderà a correre al termine di quel mandato. Di quello spread hanno beneficiato anche ex parlamentari che non avevano necessità economiche, come il cantante Gino Paoli, che ha ricevuto 500.000 euro più di quanto versato, o l'industriale Luciano Benetton. Anche lui ha avuto 491.000 euro di guadagno. Il principe dei fiscalisti Augusto Fantozzi, 271.000 euro di guadagno. L'industriale Franco De Benedetti, fratello di Carlo, 228.000 euro di guadagno. Ne beneficia sia chi ha contestato una vita alla politica, come Mario Capanna, 402.000 euro di guadagno, sia chi contesta sempre tutto, come Massimo Cacciari, 432.000 euro di guadagno. È clamoroso, continua in questa prima puntata Franco Bechis, che riesca a guadagnarci, grazie alla disparità fra contributi versati e assegni già incassati, anche chi fa ancora il politico a tempo pieno, perché la funzione di sindaco non è ritenuta incompatibile col vitalizio. Vale per un sindaco di piccolo comune come Esterino Montino, primo cittadino di Fiumicino, che ha già guadagnato 150.000 euro e peraltro ha diritto a un secondo vitalizio da ex consigliere della Regione Lazio. Vale anche per chi guida una città capoluogo come Massimo Cialente, sindaco PD dell'Aquila, che ha già ottenuto un guadagno di 126.000 euro. I papponi delle pensioni, titola Libero in apertura. Uno schiaffo agli italiani, quel privilegio va abolito subito, scrive Maurizio Belpietro. Premi alla casta, zero agli altri. Forza Renzi, abolisci i vitalizi. Il Premier non si azzardi a non pagare i soldi dovuti ai pensionati fino a quando garantirà agli onorevoli assegni che non sono sorretti da contributi, ma dalla fatica degli italiani, scrive il direttore di Libero. Intanto il debito pubblico sfonda ogni record e Renzi ci costa 6 milioni di euro all'ora. Matteo ci costa 5 miliardi al mese, nuovo record per il debito pubblico, 2.184,5 miliardi, 65 in più da quando Renzi è a Palazzo Chigi, e crescerà anche nei prossimi 2 anni nonostante le tasse e le promesse del governo, scrive Ugo Bertone. A centropagina invece Mario Giordano sull'Unione Europea e il governo che nascondono i clandestini. Si parla solo dei profughi, ma gli immigrati da espellere, chi ci pensa? Sulla questione più importante nessuno sa cosa rispondere. Generale esultanza per il piano di Bruxelles europeo, ma non si capisce come sarà affrontato il problema principale, cioè quello di chi non ha i requisiti di rifugiato. Oggi sappiamo come funziona, le autorità chiudono un occhio e buona parte di coloro che arrivano fanno perdere le tracce. Il grande bluff, scrive anche Tommaso Montesano, sempre su Libero, l'Europa si divide i profughi, ma sui clandestini, che sono la maggior parte, rimanda tutto. Nell'attesa di presentare un fantomatico manuale per il rimpatrio, le norme di espulsione restano quelle attuali e inefficaci. Nel 2014 in Italia hanno chiesto asilo solo in 65.000 su 170.000. E sempre dalla prima pagina di Libero, Filippo Facci si occupa dell'orchestra di Berlino, i Berliner Philharmoniker. Non ama l'Islam, i Berliner scartano il direttore più bravo del mondo, Thielemann,
che paga i suoi no al multiculturalismo e la sua simpatia per Pegida, il movimento anti-islamico tedesco, troppo reazionario per i filarmonici di Berlino. I 124 musicisti della celebre orchestra sinfonica restano senza guida pur di non nominare direttore il fuoriclasse Christian Thielemann. La sua colpa? Difendere i valori borghesi e occidentali contro l'Islam. E sempre dalla prima pagina di Libero, il ritratto di Giancarlo Perna che si occupa di Maria Rosaria Rossi, la storia della donna che custodisce i segreti di Berlusconi, scrive Libero, titola anzi Libero in prima pagina, l'irresistibile ascesa della donna che custodisce i segreti del CAV, la tesoriera di Forza Italia. L'incontro con Silvio a una festa elettorale, la candidatura alla Camera, le serate eleganti e l'asse con la fidanzata Pascale. Così Maria Rosaria Rossi ha scalato rapidamente le gerarchie di Forza Italia. Mentre la Stampa coccola gli anti-Salvini, consigli ai violenti. Per Martinetti, autore di un articolo ieri in prima pagina sulla Stampa, impedire a Salvini di parlare non va bene, ma soltanto perché così gli si fa pubblicità, scrive Francesco Borgonovo. Sempre da Libero poi, pagina 9, per i nostri soldati islamici c'è il rancio di Allah, l'articolo è di Andrea Morigi, sulle forze armate italiane multireligiose, un appalto dello Stato Maggiore dell'Esercito per la fornitura di cibo halal, cioè islamicamente corretto. Si vede che i militari musulmani sono sempre di più. Allo Stato Maggiore della Difesa una mattina si sono svegliati e hanno trovato così tanti musulmani nell'esercito italiano da non riuscire neanche più a nutrirli adeguatamente. Non ne rivelano il numero, ma deve essere così alto da obbligare a predisporre un appalto per una speciale fornitura delle razioni K, il cosiddetto rancio da combattimento, contrassegnate dal bollino verde dell'ortodossia coranica. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arca Planet. Cibo. firmare.org. E dopo l'appalto dello Stato Maggiore dell'Esercito per la fornitura all'esercito di cibi halal, cioè il rancio di Allah, come titola Libero, c'è lo Stato che scrive agli italiani: date la casa agli immigrati. A Brescia le prime lettere ai proprietari di abitazioni sfitte. Lei ha disponibilità. L'offerta per riempirsi l'appartamento di extracomunitari è 35 euro al giorno. La lettera è stata inviata dal prefetto di Brescia, Narcisa Brassesco.
Invasione istituzionale, titola Libero. Invece orrore a Bologna, ospitano il profugo e lui stupra la loro bimba. Ghanese, con lo status di rifugiato, abusa della figlia di 6 anni di una coppia senegalese che lo stava aiutando. Sfiorato il linciaggio. Questa notizia, curiosamente, sebbene possa aver valenza generale ovviamente, però è stata praticamente cancellata dai quotidiani. Ne parla Libero a pagina 10. Adotta un profugo, dagli tua figlia di 6 anni, scrive Alessia Pedrielli, ha molestato una bimba, figlia della coppia che lo ospitava. È un senegalese di 27 anni in Italia dal 2011 con lo status di profugo. È successo a Casalecchio di Reno, a qualche chilometro da Bologna, dove vanto della giunta di sinistra sono le politiche di accoglienza, il fiume di soldi passato alle Coop per l'integrazione e l'enorme hub in cui confluiscono centinaia di immigrati appena sbarcati. La piccola è stata costretta ad assistere alla masturbazione dell'amico del papà e palpeggiata nelle parti intime. L'uomo era ospitato a casa di una coppia di connazionali in Italia da diversi anni. La scorsa domenica i genitori si sono accorti che l'ospite si era infilato nella cameretta della bimba. Sono entrati e lei, piangendo, ha raccontato cosa era appena successo. I carabinieri lo hanno arrestato per violenza sessuale su minore, salvandolo dal linciaggio del padre. Con poche parole, la cronaca racconta tutto quello che non viene mai detto sull'accoglienza dei profughi, scrive Libero, cioè il dopo i barconi, dopo i centri di soccorso, dopo il buonismo politico. Dopo tutto questo, quando la festa finisce, in ogni città resta un esercito di invisibili fuori controllo, spesso con la bottiglia in mano, potenzialmente pericolosi perché non hanno nulla da perdere, completamente a carico della comunità, dei servizi sociali perché senza lavoro né casa e dei cittadini che ne pagano la mancata integrazione. Mentre c'è una storia al contrario, bengalese eroe salva un suicida nel Tevere, cittadinanza onoraria. Sobui Khalifa, immigrato bengalese, clandestino di 32 anni, s'aggirava a Roma, dalle parti di Ponte Aventino, ha notato una donna israeliana 55enne, residente a Roma, gettarsi fra i flutti nel tentativo di togliersi la vita. L'immigrato, che da 2 anni vive in una sorta di caverna sul lungo Tevere, si è tuffato per tenere a galla la signora e ha urlato per attirare l'attenzione di alcuni poliziotti che hanno completato il salvataggio. Il gesto virtuoso di Khalifa è stato premiato con un permesso speciale per rimanere sul suolo italiano. Sempre poi da Libero, per concludere, prete pedofilo torna libero per decorrenza dei termini. Scarcerato Don Riccardo Seppia, ex parroco di Sestri Ponente. Abiterà in una comunità, in cella dal 2011, condannato a oltre 9 anni per abusi su minori e cessione di droga. Assurdità giudiziaria, scrive Libero. Da Libero al Giornale, Renzi e il giallo dell'avvocato, il caso è quello delle pensioni. L'avvocato dello Stato che ha difeso la riforma Fornero alla Consulta attaccava il Premier su Twitter. L'avvocato dello Stato del pasticcio pensioni è un'anti-renziana doc, scrive il Giornale. È bufera sul difensore della legge Fornero davanti alla Corte Costituzionale. Sul suo profilo Twitter critiche sia alla Fornero sia al Premier Renzi. Volevo dimenticare la Fornero, ma non è possibile. Sta impazzando su tutti i canali TV. Sostiene Renzi e ci dà consigli, lei che è così brava. Pare lo sfogo di un esodato e invece è l'esternazione di Giustina Noviello, rappresentante dell'Avvocatura dello Stato che ha difeso, perdendo, la riforma delle pensioni di fronte alla Corte Costituzionale, proprio quella ispirata dalla Fornero che l'avvocato Noviello attacca su Twitter. Una frase pubblicata sul social network appena pochi giorni dopo la sentenza della Consulta. E poi, nelle settimane in cui doveva patrocinare la posizione del governo, l'avvocato dello Stato continuava a riportare sul suo account Twitter commenti suoi e altrui uniti dal filo di un'aspra critica a Renzi e ai suoi provvedimenti. Stanno rottamando pure i diritti. Renzi in Egitto, sulle orme di Napoleone, ma con molta più chiacchiera, twittava l'avvocata dello Stato. Il ragazzo è molto nervoso, circondato da yes boys e yes girls, non si capacita dei suoi fallimenti. Sono tutte frasi
che ha twittato Giustina Noviello, ex giudice del lavoro, avvocata dello Stato, antirenziana, dura e pura. Sempre poi dal Giornale in prima pagina, mazzata sulla previdenza, addio per tutti al sistema retributivo. Ecco la stangata in arrivo. L'idea del governo è istituire per tutti il metodo contributivo, cancellando i diritti acquisiti. Crollerebbe l'importo delle pensioni, specie delle più basse, ma sarebbero già pronti i ricorsi a pioggia. Vedremo se ciò è vero, mentre le cronache renziane sono l'oggetto dell'editoriale di Salvatore Tramontano. Benvenuti al cinegiornale Luce, Italia, maggio 2015, da leggere con voce stentorea e pugni sui fianchi. Il Premier visita la colonia marina recentemente istituita per i fanciulli della provincia di Reggio Emilia a Miramare sull'Adriatico. Non è un tuffo nel ventennio e non è neppure colpa di Renzi, è che i giornalisti si innamorano ed esagerano. C'è poi in prima pagina sul Giornale la lettera di un'ebrea a Papa Francesco, se il Vaticano riconosce la Palestina. La lettera è di Fiamma Nierenstein. Caro Papa, eccellenza, è con umiltà, ma guardandola negli occhi, che mi permetto di scriverle per spiegare quale grande tristezza mi abbia colto, da giornalista che da decenni si occupa di Medio Oriente e anche da ebrea, quando ho dovuto leggere che il suo Vaticano riconosce lo Stato palestinese con un nuovo trattato. Papa Francesco, ci pensi ancora un poco, si dice che ancora il documento non è firmato, sospenda la firma, scrive Fiamma Nierenstein rivolta al Papa. La pace non si ottiene promettendo a una parte tutto senza trattare e la Santa Sede ha una responsabilità particolare verso Israele. Inviti le due parti al negoziato e chieda la fine dell'antisemitismo, scrive Nierenstein. A centropagina invece Massimo Malpica sull'emergenza immigrazione. Clandestini espulsi ma scappano dall'aereo, 3 algerini aprono il portellone e si dileguano a Fiumicino. La sicurezza fa sempre più acqua. Mentre a pagina 2 del Giornale la notizia che abbiamo dato prima, il profugo diventa un mostro e violenta la figlia degli amici. Accolto da una famiglia generosa alle porte di Bologna, un senegalese approfitta dell'assenza dei genitori suoi connazionali e abusa della piccola di 6 anni. Intanto Fiumicino è come Lampedusa, i clandestini volano via, 3 algerini respinti, forzano il portellone dell'aereo e scappano. In tanti fanno la stessa cosa, racconta Massimo Malpica, e la sicurezza ora mette paura. Maglie larghe, ogni giorno 10 persone tentano la sorte così. Commenta Matteo Salvini, Alfano ridicolo. Sempre poi dal Giornale, sulle banche popolari Roberto Maroni ricorre contro il governo, la Lombardia porta in tribunale la riforma di Renzi che toglie potere ai dipendenti soci per affidarlo ai grandi investitori di borsa. È incostituzionale la riforma Renzi secondo la giunta del Pirellone. E sempre dal Giornale di oggi, la pagina degli interni, Berlusconi annuncia in Puglia: tornerò alla grande sui giornali e in TV. Tour dimezzato a causa dell'influenza. Il mio progetto del Partito Repubblicano è a lungo termine, ha detto Berlusconi. Tra 2 anni si vota, saremo pronti. E sul ribelle, fitto chi? Le vittorie di Vendola, responsabilità di chi nella gestione ha gestito da padrone Forza Italia senza capire che i metodi del vecchio notabilato non funzionano più, ha detto Berlusconi riferendosi a Fitto. Non sono soddisfatto, ma Forza Italia in Trentino ha presentato liste solo in 4 comuni su 150. Arbitrario trarre un'indicazione generale da un dato particolare. E oggi Berlusconi sarà alla Fiera di Lecce, dove terrà un vero e proprio comizio, scrive il Giornale, che lasciamo con una curiosità, pagina 17, l'articolo di Oscar Grazioli su uno scienziato che ha creato un CD con brani musicali adatti alla frequenza cardiaca dei gatti, la compilation per gatti. Gli animali trovano generalmente inascoltabile la nostra musica. Non si capisce bene quali siano i pezzi, ma comunque lo scienziato chi è? Vediamo un po'. Charles Snowden, un'autorità nel campo del rapporto tra musica e animali, nel Wisconsin. Dai alla musica per gatti invece torniamo al debito pubblico. Il debito italiano da record
oggetto del commento a pagina 3 del Foglio di oggi di Francesco Forte. Il debito pubblico italiano a marzo ha segnato il record storico in valore assoluto 2.184,5 miliardi di euro, 15 miliardi in più su febbraio, dice Banca Italia. Il primo trimestre, osserva Forte, non è mai favorevole. È molto probabile che grazie alle entrate derivanti dai conguagli con le dichiarazioni dei redditi di metà anno, il rapporto debito-PIL migliorerà. Comunque un aumento del debito entro fine anno ci sarà, di almeno 2,5 punti, cioè pari al deficit previsto. Qui si presenta un paradosso per cui il debito cresce nonostante ci siano condizioni favorevoli affinché ciò avvenga in maniera non dannosa. Le emissioni di debito italiano a medio e lungo termine sono collocate sul mercato a tassi molto bassi. Abbiamo un considerevole avanzo primario, cioè la differenza fra entrate e uscite prima del pagamento degli interessi sul debito. E non solo il nostro disavanzo resta inferiore al tetto del 3%, ma si avvierà al pareggio entro 2 anni. Da qui un altro grande paradosso. Se il tasso di inflazione fosse attorno al 2%, obiettivo della Banca Centrale Europea, il rapporto debito-PIL già oggi scenderebbe. È la deflazione che sta generando la patologica crescita del nostro debito in una situazione di consolidamento del bilancio positiva, ma che ha effetti negativi. A questo punto consideriamo l'azione della Banca Centrale Europea rivolta a combattere la deflazione mediante il quantitative easing, un'azione che ha fatto parlare il presidente Consob, Vegas, di una bolla speculativa sulle quotazioni di borsa in Italia. Bolla anomala. Il rialzo del valore dei titoli azionari e del reddito fisso che si manifesta in questo periodo di deflazione è ben diverso da quello che si genera in periodi di inflazione. Non assistiamo all'acquisto precauzionale di derrate e beni durevoli di investimento come quando ci sono bolle speculative inflazionistiche e soprattutto non abbiamo una espansione degli investimenti. Questa espansione dovrebbe derivare dagli effetti della riduzione dei tassi di interesse, ma in pratica questo meccanismo è frustrato dal peso assegnato ai titoli di Stato tenuti a bilancio dalle banche. Ciò perché i parametri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea per le banche comportano di considerare come rischioso il debito pubblico dei paesi con un rapporto debito-PIL vicino o superiore al 100%, posizione difesa dalla Germania, per certi versi condivisibile, che però rivela una contraddizione nell'architettura della moneta unica, scrive Forte. L'altro ieri il presidente del Consiglio di supervisione bancaria della BCE ha dichiarato che le banche greche sono solide perché hanno investito liquidità d'emergenza fornita dalla BCE nei titoli del debito dei paesi della zona euro. Constatazione che ha fatto inalberare il capo della Bundesbank, perché ciò ha consentito alle banche greche di finanziare anche il loro governo, cioè la BCE ha violato il proprio statuto. Contraddizione lampante, conclude Forte, tra la postura del custode della politica monetaria, la BCE, e quella del custode morale della politica fiscale, la Bundesbank. Sempre poi a pagina 3 del Foglio c'è un altro articolo del professor Giovanni Paolo Martelli, che insegna patologia vegetale all'Università Aldo Moro di Bari, sulla questione della Xylella che colpisce gli ulivi. Il vero scandalo Xylella riguarda la giustizia e non gli ulivi. Interrogatori, perquisizioni e sequestri, una denuncia della gogna mediatico-giudiziaria a danno della scienza. Si sono trasformati tutti, scrive il professor Martelli, in xylellologi. Ritengono di avere la ricetta miracolosa che il mondo non trova da decenni, dice un professore che il batterio lo ha studiato da vicino. Ma ciò che è ancor più preoccupante è la caccia all'untore che trova una certa considerazione da parte della magistratura. Nel Salento c'è un'emergenza ulivi, l'emergenza Xylella. Parliamo di Xylella fastidiosa, un batterio patogeno da quarantena che si ritiene essere giunto nel territorio dell'Unione Europea con le piante ornamentali provenienti da Costa Rica. Questo è ciò che dicono i riscontri scientifici. La Xylella ha una spiccatissima tendenza a uccidere le piante, come sanno nelle Americhe, dove studiano il problema da 130 anni senza essere riusciti a trovare un rimedio. Da noi la Xylella è all'origine del disseccamento degli olivi. Il batterio viene introdotto da insetti vettori nei vasi legnosi degli ospiti, su cui si nutre, e nei vasi si moltiplica occludendoli. La pianta non riesce più ad approvvigionarsi d'acqua e muore di sete.
Nonostante le difficoltà ad affrontare un patogeno del genere, nell'Università di Bari, insieme ai ricercatori del CNR, si è riusciti a riconoscere il batterio, a farne la caratterizzazione genetica e a individuare in una cicalina nota come sputacchina il vettore che propaga l'infezione all'olivo e ad altri ospiti. Tutto questo in tempi rapidi. Non è stato un lavoro semplice, nessuno ha ancora la ricetta per curare la malattia, cioè si è messa di mezzo la magistratura, dice il professor Martelli. Mentre così ti sistemo per bene la Severino, è il titolo dell'articolo di Alessandra Sardoni, sempre sul Foglio di oggi, l'inserto a pagina 1, dal caso De Luca a Berlusconi, come il governo proverà a togliere potere alla burocrazia giudiziaria. Del resto Renzi ha già promesso a De Luca, lo ha detto De Luca, che la Severino verrà cambiata per consentire a De Luca di governare. Andiamo a Italia Oggi, dove segnaliamo innanzitutto 2 articoli a pagina 5. Il primo è quello di Domenico Cacopardo. Ma Del Rio, dove si è imboscato? Il nuovo ministro delle infrastrutture non ha più dato segni di vita dopo l'insediamento. Il Mose e la riforma degli appalti attendono un intervento. Nel 1969, scrive Cacopardo, venne pubblicato The Peter Principle, un libro fondamentale per la sociologia delle strutture complesse, private e pubbliche. 2 i postulati che meritano di essere ricordati. Il primo, nella gerarchia ogni dipendente tende a salire di grado fino al proprio livello di incompetenza. Il secondo, colui che funziona in un determinato compito sarà utilizzato per compiti sempre più difficili, finché non risulterà inadeguato e lì si fermerà fino alla pensione o alla rimozione. Il principio di Peter mi è venuto in mente, scrive Cacopardo, constatando la scomparsa di Graziano Del Rio dalla scena politico-governativa. Salutato dai peana dei cortigiani professionisti che si annidano nelle attività mediatiche, come perno insostituibile del governo quando assunse la carica di segretario del Consiglio dei Ministri, è precipitato nell'oblio quando, dopo varie indiscrezioni sull'insoddisfazione di Renzi, è stato nominato ministro delle infrastrutture. Chi sa che il ruolo di sottosegretario, segretario del Consiglio, è molto più importante di quello di qualsiasi ministro, tranne esteri, economia e forse interno. Quindi una giubilazione che fa immaginare che Del Rio e il suo fido segretario generale Bonaretti, già city manager del comune di Reggio Emilia, abbiano raggiunto il limite di incompetenza e che per questo siano stati ricollocati indietro nel gioco dell'oca che è la politica. Al posto di Del Rio è stato nominato Claudio De Vincenti, professore di economia politica alla facoltà di economia dell'Università La Sapienza, già sottosegretario nel Ministero Sviluppo Economico dei governi Monti e Letta e poi con Renzi viceministro. Anche la designazione del segretario generale è nell'ordine della restaurazione. Paolo Aquilanti, funzionario nel Senato, rappresenta quel generone romano, capeggiato dai consiglieri di Stato, che storicamente è stato il fulcro dei governi del Regno, del regime fascista e della Repubblica. Non a caso, l'uscita più ambita per i consiglieri parlamentari quando raggiungono il loro limite è la nomina a componente del Consiglio di Stato, che ne annovera già diversi, da Donato Nocilla a Paolo De Ioanna, entrambi senatoriali. L'indicazione di questa personalità, Aquilanti, dimostra che il Premier si è reso conto di aver bisogno di gente che conosca il mestiere e che sappia districarsi nella giungla ministeriale. Ora, quello che appare incomprensibile è il totale silenzio che ha avvolto Del Rio una volta diventato ministro delle infrastrutture. Mentre l'altro pezzo è quello di Riccardo Ruggeri nel suo cameo per i radical chic. Il popolo è intelligente soltanto se li segue, se non lo fa è, oltre che idiota, anche leghista, grillino o rifondarolo. Qualche anno fa, scrive Ruggeri, Virginia, la prima dei miei nipotini, mi fece conoscere I.O. Per chi non lo conosce, I.O. è un vecchio spelacchiato asino di pezza che fa parte del cerchio magico di Winnie the Pooh. Come tutti i vecchi è brontolone, pessimista, depresso, all'apparenza poco intelligente, nessuno sa se sappia scrivere, però è certo che riconosce la lettera A. Perde spesso la sua lunga coda, che il gufo, si chiama uffa, la scambia ogni volta per una corda di campana, tanto poi gliela riattaccano con un chiodino. Come richiesto dalla sua onomatopea, l'asino si chiama in italiano I.O., in inglese Eeyore,
il suono del suo raglio nelle rispettive lingue. La frase topica di I.O. è «Non date la colpa a me se poi piove». Occupandomi di leader, mi succede spesso di utilizzare il termine I.O. per connotare personaggi della politica, dell'economia, della cultura, che a volte hanno comportamenti riconducibili a questo meraviglioso asino, che sarà pure di pezza, ma sembra noi. Questa settimana I.O. tocca a Silvio Berlusconi e a Paul Krugman. Berlusconi, nei suoi ultimi sogni di grandezza, convintosi di essere un Whig, un Lincoln senza barba, di abitare in Wisconsin e non in Brianza, aveva appena dichiarato urbi e torbi di voler fondare l'italico Partito Repubblicano all'americana, farlo nascere dalle ceneri di Forza Italia, dimenticandosi che pochi giorni dopo ci sarebbero state le elezioni comunali in Trentino e Val d'Aosta, che hanno certificato, se ancora ce n'era bisogno, la sua irrilevanza sulla scena politica. I risultati hanno posizionato Berlusconi sulle percentuali di competenza, 4%, non del Partito Repubblicano americano, ma del vecchio Partito Repubblicano di La Malfa. Curioso che nessuno dei suoi consiglieri di alto lignaggio gli spieghi come lui sia ormai politicamente morto. Nel momento in cui ha firmato il patto del Nazareno, scrive Ruggeri, Berlusconi ha ceduto al PD di Renzi la proprietà di Forza Italia e il contratto di affitto della riserva di caccia del centrodestra. Sia lui che la minoranza del PD non hanno capito l'ovvio. Il PD di Renzi altro non è che il Rassemblement pour la République di matrice gollista, seppure retto da un lupetto anziché da un generale. Un partito container che finge di essere al contempo socialista e liberale, in realtà né carne né pesce, che ammicca a 360 gradi a tutti. Passera perde tempo, così come quelli che sognano una Leopolda di destra per opporsi a Renzi. A destra non c'è più spazio, l'ha occupato Renzi, e neppure a sinistra. Tutto ciò che sa di sinistra ormai spuzza, come direbbe il Papa. Ci vuole altro. Anche Paul Krugman ha avuto una settimana difficile, premio Nobel economista americano. La debacle dei laburisti, sui quali lui aveva puntato tutto, è tipica dei liberal radical chic, secondo i quali il popolo è intelligente se li segue, è idiota e anche leghista, grillino o rifondarolo, e il disprezzo che ha verso qualsiasi forma di liberismo che non sia quello neo-keynesiano lo ha prostrato, è idiota se non li segue. Dopo le successive mazzate che gli ha dato lo storico Niall Ferguson dalle pagine del Financial Times, immagino che per qualche tempo vivremo felici, senza dover essere coinvolti nelle sue noiose seghe mentali del celeberrimo economista Krugman. Gli scontri fra Krugman e i suoi nemici mi ricordano la grande guerra fra Nestlé e Nabisco, che vissi da spettatore in America negli anni 90. Chi aveva la primogenitura della caramella col buco, la Polo della prima o la Lifesavers della seconda? Chi aveva diritto a farsi pubblicità con lo slogan The Original Mint with the Hole, la menta col buco? Sembrava una battaglia fra marchettari, e invece no, perché se lo trasferiamo in termini di filosofia politica dobbiamo farci certe domande. Quanta parte ha il vuoto nella costruzione del reale? Anni fa Gillo Lipovietsky definiva la nostra epoca l'era del vuoto. Successivamente Gillo Dorfles la giudicava l'età del pieno. Poco so di filosofia, conclude Ruggeri, ma penso che entrambi non fossero in contraddizione. Comunque, non ci conterei troppo di esserci liberati di Krugman e dei suoi ragli. A molte vite tornerà. Lasciamo Italia Oggi infine con pagina 12, dove Bonifacio Borruso si occupa di una vicenda inquietante ma anche parecchio trascurata. Educatore con un passato inquietante, condannato definitivamente nell'85 per atti di libidine e maltrattamenti, ma il suo Forteto era diventato un emblema cattocomunista. Il profeta andrà a giudizio a Firenze, racconta Borruso. Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità Il Forteto, comunità di accoglienza nata alla fine degli anni 70 vicino a Firenze, diventata il riferimento di larga parte dell'intellighenzia cattocomunista fiorentina e toscana, sentirà pronunciare la sentenza sulla vicenda di abusi su minori in difficoltà affidati ad alcune famiglie che vivevano nella sua comunità.
Come ha reso noto il Corriere Fiorentino, la Cassazione ha respinto la richiesta di spostare il processo da Firenze a Genova per legittima suspicione. Si trattava di un nuovo passo della strategia difensiva di Rodolfo Fiesoli e di altri 17 suoi collaboratori e soci nella cooperativa agricola nata dalla comunità a cui dette vita un gruppo di giovani che venivano dalle esperienze della sinistra radicale, una comune che teorizzava il ritorno alla purezza degli ideali della campagna, mescolando marxismo e cattolicesimo radicale, elaborati nella personale esperienza soprattutto del fondatore, Fiesoli. Secondo la procura fiorentina, che indagò Fiesoli e altri nel 2011, dopo l'esposto di alcuni ex soci, minori all'epoca dei fatti, dietro la copertura della comunità modello c'era un piccolo lager dove gli abusi e le molestie sessuali si ripetevano ogni giorno. Fu durante le indagini che si scoprì uno scandalo più grande. Fiesoli e altri erano stati condannati in Cassazione già nell'85, con sentenza passata in giudicato, per atti di libidine violenta, corruzione di minorenne e maltrattamenti, dopo un primo processo iniziato dal giudice istruttore Carlo Casini alla fine degli anni '80. Una condanna sfuggita al Tribunale dei minori di Firenze, che aveva continuato ad affidare minori al Forteto, divenuto nel frattempo meta di pellegrinaggio di intellettuali e politici della sinistra italiana, da Rosy Bindi a Massimo D'Alema, ignari di quello che accadeva quando gli ospiti erano stati congedati. Così Italia Oggi, con la quale ci congediamo anche noi, notando brevissimamente, vi segnalo solo a pagina 14 l'articolo di Tino Oldani: in politica estera Obama passa da una sconfitta all'altra, perfino la derelitta Grecia gli dice no sul gasdotto con Putin. Mentre l'ex viceministro Fassina, Stefano Fassina, minoranza del PD, trova ospitalità e ampio spazio sul quotidiano comunista Il Manifesto, c'è tanto PD che è ormai fuori dal PD. Sul Sole 24 Ore invece Sergio Fabbrini si occupa di come far convivere Londra e l'Unione Europea, con due trattati, uno del mercato unico per l'integrazione economica e l'altro per l'unione politica. Buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Salve, devo cambiare l'olio alla mia Volkswagen. Ecco una bottiglia